Beh, il Trissino è una squadra fortissima, con grandi individualità. A un certo punto però il Monza quasi quasi l'ha messo in difficoltà, o no? Prima devo dire una cosa, è con grande individualità e con grande collettivo, perché è una squadra che gioca molto bene insieme, lavora molto bene ogni settimana, stiamo crescendo. Ogni giorno che passa stiamo più forti e è questo nostro lavoro ogni giorno per fare crescere questa squadra. Sì, è messo un poco in difficoltà. Io non posso dire quello che voleva perché sennò vado in galera, ma quello che penso è così, è così. Sapevamo della qualità della squadra di Monza, sapevamo che era molto difficile giocare qua a Monza e basta, è quello che voglio dire. Abbiamo fatto 3 punti, è importante per noi, adesso riposare un poco perché giovedì abbiamo un'altra partita importante e continuare quello che dobbiamo fare. Negli ultimi 8 giorni 3 partite, se facciamo 10 giorni le partite diventano 4, dove volete arrivare? Vincere tutto. Per noi abbiamo non so se si usa la parola lemma, abbiamo una frase noi che è 0 più 0 uguale a 3 e vogliamo vincere tutto quello. Vogliamo vincere 3 titoli, vamos a fare di tutto e questa è la nostra missione quest'anno. Sappiamo che è molto difficile, ma stiamo in quarto finale di Champions, stiamo in semifinale di Coppa. Siamo primo in classifica e vogliamo continuare così il più tempo possibile e per questo dobbiamo continuare a lavorare ogni giorno più forte possibile per continuare a crescere, perché penso che possiamo crescere di più. Okay? E penso che se facciamo questa crescita, che penso che è normale in questa squadra, arrivare a aprile e maggio a un percorso di crescita, penso che possiamo giocare tutti i titoli e fare bene, che è importante per la nostra società. Non ci resta che augurarvi buona fortuna. Grazie mille. Grazie mille.